Non premere nessun freno, spingila solo. Indietro e poi in avanti. No, non premere il freno, se premi il freno non scende. Sicura quando fai le cose, non premere il freno. Botta dietro e poi in avanti. Ecco qua. Come si sta seduti dietro? Ed oggi proveremo in doppio questa NHX 125. Vediamo come si comporta. È vero che siamo ancora al rodaggio, abbiamo 35 km totali, fatti con 1 litro ragazzi. Se non avete visto il video vi lascio la i qua in alto. Ed oggi la testeremo un po' per bene a livello di fossi. Vedremo un po' come si comporta questo 125, mettendolo anche un po' sotto sforzo, perché giustamente siamo in doppio. Oh, sui fossi non si sente proprio, hai visto? Cioè io li sto prendendo apposta. Questo l'ho detto anche io, giustamente è nuova. Secondo me possiamo fare ancora altri chilometri. No, 10 euro non credo proprio che ci entrano. È finita proprio, guarda, c'è uno sputino vicino proprio alla cannuccia che l'aspira, guarda. Oh, ha fatto 35 km con 1 litro. Mettili con la patente, magari ce li danno. Business. Ui! Ah, devi mettere il fin. Lo sai, non mi ricordo. Non ricordo, scusa, ma che mi faccio ricordare? Mi cagavi in merda. È la 4ª volta che poso il portafoglio, gli richiudo la tasca, sono un coglione. Mi cagavi in merda. Sì amore, è vero. Dai amore, è diesel. Da nafta. Queste sono le nuove moto. Da nafta, Franci. Ragazzi, la capacità di questo serbatoio è immensa. Oh, mo ci entrano altri 15 euro secondo me. Pensavo fossero plastiche, invece è veramente serbatoio. Comunque è stracomoda, veramente. I fossi non li sente, guarda che bello. È perfetta per Napoli. Questa moto è una moto. Questi fiumi sono fiumi. Vuoi provare ad impennare? Mantieniti. Si alza, ti devi buttare dietro però, mi devi dare moto. Questa non è la 09. Panda, vuoi tirare? Ui. È agilissima ragazzi, ve lo giuro, sembra un motorino. Non me l'aspettavo, ma c'ha un controllo assurdo nei movimenti veloci e... No, ma poi la prova del 9 ragazzi, i freni. Frena, guarda, la ruota non si muove, non fa come la Benelli che si muoveva. Che c'è? Corro, ma non corre. Abbassati in carena. Prendiamo i suoi primi 100 all'ora a 40 km. Povero motore. Però io la devo mettere alla prova, Oh, 100 km/h. Brava NH, brava. Lo dico io, lo dici tu. Hai spaccato. Ah no. Ah, stanno continuando a sfondare la strada. Giustamente l'unico asfalto buono. Adesso ci devono fare i tappezzi. Bravi, bravo comune. Bravo. Cioè poi dopo tappezzano di merda e uno cammina e sfonda le moto, le auto, tutto. Io a Napoli non ci sono mai stato, no. Devo testare in quanti metri riesce a fermarsi da 100 km/h. Vabbè, forse magari questa da 50. Dietro non ho nessuno. Frenata proprio perfetta. Siamo in doppio e ci sono i San Pietrini a terra, quindi non ho potuto nemmeno pinzare tanto di cattiveria. What the fuck, bro? No, ma come ci ha guardato brutto quello, hai visto? Salutalo nel video. No, salutalo nel video tu. Lo metto su YouTube, quindi ti vedrà. Dato che non ho lo scarico, lo simulo io. Adesso da solo è tutta un'altra storia, ragazzi, vola. Ma che la sto tirando un po'. Guardala. Cattiva lei. Supera anche l'agility. Scaliamo, freniamo. Boom. Quarta, terza. Il cambio è morbidissimo. La sfida era proprio quella di testarla a pieno e di farmi cambiare il parere delle moto cinesi. Adesso la cosa che ci preme però sapere è quanto durerà tutto questo benessere. Quindi le sospensioni fatte bene, che stresseremo dal primo chilometro, da come state vedendo. E oltre a quello il motore manterrà questi regimi pazzarelli. I freni per il momento posso fare gli stoppi. Poi il fatto bello è il cavalletto centrale. Magari potremmo provare ad impennarla con quello. È vero, cavalletto centrale messo. Acceleriamo in prima, boom. Questo lo deve provare Toret, perché io non sono così bravo. Poi gliela lancio subito. Si infila dove non può. La Sim si difende veramente bene. È agilissima ragazzi. Lui è il più intelligente di tutti.
Ehi amico, vuoi tirare? È di nuovo a marciapiede. È il più intelligente di tutti. Ciao, semaforo rosso? Ma perché esiste il semaforo rosso? I carabinieri, vediamo, vediamo. Non gli hanno fatto niente. Non se lo sono cagato nemmeno di striscio. Oh, bellissimo contromano. Grande. Here I come. Non puoi rispettare le leggi. Appena provi a rispettare minimamente le leggi, succede che ti tamponano da dietro, che si buttano davanti con un semaforo verde e un semaforo rosso. Cioè comunque ragazzi è particolare Napoli. Questa si sta allargando sempre di più addosso perché si voleva scansare la macchina grigia che sta parcheggiata in seconda fila. Sono ritornato un ragazzino con questa moto. E come si apre! Aggressivissima la sim! Ci mettiamo anche il bloccaruote, Non mi svapare tutto addosso. No, è da s'appanna tutto. Poi voi vi chiedete da chi ho preso. Eccola. Che è tanto strano che cammino così. Giustamente mi sono messo il casco, ma io la moto questa la devo lasciare qua perché devo andare a ritirare la 09 alla Yamaha. C'è fatto con un'ingrassata alla catena. Sì, ti dà tagliato fritto perché... Fatto buono, ci cammino. Io faccio il tagliando ogni 5.000 km perché le mie moto sì che le tratto male, ma ci tengo cura. E dato che mi conosce e sa che sono un ingrippato, mi ha cambiato anche il filtro dell'olio per il tagliando dei 10.000. Adesso posso togliermi il telefono dalle mutande e metterlo sul quadlock. Ehi, tu col GS ti alzi all'impiedi perché vuoi sfidarmi? Guarda che adesso non ho più la SIM, adesso la 09. La gente tremava. Sì, ma è il punto perfetto per attraversare con un bambino in braccio. Va, ma non guardano, quello è il bello, cioè attraversano senza guardare. C'è un'ignoranza talmente alta, se escono da Napoli, no? Non è che li investono di più, li prendono a calci dietro la schiena. Mi è successo, per questo lo dico. E giustamente in curva si attraversa tagliandola. A few moments later. Ragazzi, sono le 13:30, è uscito un nuovo video, quindi vi spammo il video nel video. Andatevi a vedere il video vecchio. No, però prima finitevi di vedere il video che state guardando adesso. E poi se non avete visto il video vecchio andatevi a vedere il video vecchio. Se l'avete visto invece andate a commentare: ho visto il video vecchio. Così so che avete visto il video vecchio. Vogliamo fare una pinna nella pinna nel video del video. Cioè io sto pinnando nel video. Se pinno anche adesso mentre faccio il video, dopo è una pinna nel video mentre pinno. In che senso? Mi confondo da solo, basta, non voglio parlare più. Fosso, attenzione, che lì ci lasciate la ruota e forse anche la moto e lo scooter. Questa è una rapina. Questa è una rapina. Guarda come guarda la gente. Non l'ho mai accesa. No, no. Avevo fatto... Le pinne bellissime, però eri troppo lontano. A parte le pinne bellissime, ma avevo vloggato il ragazzo che mi aveva incontrato, tutto. Non ho mai iniziato a riprendere, quindi. Cioè, che palle. In poche parole si è perso tutto. Vabbè ragazzi, torniamo alla lavanderia e rifacciamo tutto. Cioè, guarda, il ragazzo che mi ha incontrato, che mi ha fermato, è venuto con noi. Però sono io un coglione che non ho registrato. Vabbè ragazzi, che dire, finisce così questo video. Ma non ci credo. Oh no. Dai, andiamo a casa. Che bello quando acchiappi gli scoppiati come te.